mangiare. Buongiorno a tutti, maialini di ricette da sballo. Allora, sì, viene pure quest'altro. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi faremo un piatto, lo voglio fare perché molte persone a volte non prendono questo tipo di prodotto che io vi presento adesso. Sto facendo con l'iPhone, ragazzi. Per quanto riguarda il canale ricette da sballo, però io vi consiglierei anche di andare sul canale di Bricolage della Vita. Voglio far vedere perché voi qui avete la possibilità di realizzare queste cose. Quindi andando sul canale Bricolage della Vita io vi faccio vedere come si realizzano queste cose. Questa è un'altra mia passione, oltre a quella della cucina, della musica. Allora, in questo momento ho la mia galleria d'arte, che voi potete appunto vedere. Lascerò il link in descrizione del video, la mia galleria d'arte, Art Meyer, Jackson Art, Paolo Orlando, e quindi potete vedere questa fantastica galleria d'arte dove ho esposto tutti i pezzi che voi vedete, e nel canale Bricolage della Vita voi potete praticamente realizzarle, perché vedete tutti i video, tutti i passaggi, un po' come ricette da sballo, quindi ci si diverte, ci si scherza e compagnia varia. Allora, oggi un attimo solo che mi preparo. Voilà. Allora ragazzi, oggi faremo un piatto che devo fare obbligatoriamente, perché altrimenti devo buttare queste melenzane, e io perciò voglio fare questa lasagna proprio per farvi vedere queste melanzane. Queste melanzane sono delle melanzane bianche. Allora, perché faccio questa ricetta? Che comunque è già presente in ricette da sballo. Allora, queste melenzane, quando voi le troverete, che sarà veramente molto difficile, perché questo tipo di melanzana è una melanzana molto difficile a trovare, però quando voi le trovate non dovete assolutamente avere paura di prendere queste, perché queste melenzane sono molto superiori rispetto alla melenzana tradizionale che noi conosciamo tutti. Sono ricche di magnesio, potassio, hanno un elevato gusto molto più marcato della melanzana normale, ma è molto più delicata. Infatti voi questa melanzana non la troverete facilmente. Può capitare che a volte un supermercato le abbia perché ha preso uno stock di queste melenzane e quindi lei le ha a disposizione, però è una cosa veramente molto rara e quando le trovate prendetele. Si cucinano come le melenzane che voi conoscete, le violette. Il loro gusto è molto più forte ma è delicato. Infatti voi questa melanzana non la trovate perché la maggior parte dei ristoranti stellati la usano per i loro piatti. Quindi è difficilissima trovarla, però casomai la vedete e dite oh Gesù, una melanzana bianca, ma come cos'è queste cose? Quando vi capita invece di trovarla, prendetela assolutamente, perché è una melenzana veramente ottima, molto 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 superiore alla melenzana tradizionale che voi conoscete. I modi di cottura sono la stessa cosa. La melanzana ha miliardi di tipi di cose che si possono realizzare con la melanzana. La stessa cosa è anche con questa qui. Solo che il gusto è molto più delicato, molto più chic, vogliamo comunque definirlo così, molto più chic. Quindi è un prodotto straordinario
e quando la vedete non avete paura, prendetela perché veramente vi rimarrà, diciamo, scioccati per il gusto che lei ha. Allora, oggi noi faremo una lasagna come facciamo d'abitudine nella nostra ricetta da sballo, una lasagna composta da queste melenzane bianche che saranno leggermente fritte, impanate con della farina e prezzemolo, poi verranno fritte oppure potete anche scegliere, se non volete se farle fritte, potete anche fare lo stesso metodo di infarinatura e metterla a forno a 180 gradi per 20 minuti e quindi le cuocete a forno. E invece noi le faremo fritte con una leggera impanatura di farina e prezzemolo e quindi poi creeremo un buonissimo sughetto con olive, capperi e questa volta però non ci sarà la nostra provola, ma bensì noi andremo a mettere un misto di grattugia di parmigiano e di romano, di pecorino romano. Perché? Perché questa melanzana ama particolarmente il pecorino romano. Il pecorino romano con questa melanzana salta un gusto che voi non potete proprio immaginarle. Io fortunatamente le riuscito a trovare non solo una volta e quindi le sto prendendo praticamente sempre. Quindi adesso iniziamo, noi cominceremo a preparare il classico sughetto, questa puntata non durerà molto, quindi cominciamo a preparare il nostro classico sughetto e quindi poi incominciamo ad affettare le melanzane, lavarle logicamente, affettare le melanzane e quindi poi friggerle. Voilà. Allora ragazzi, prima fase noi abbiamo preso delle olive violet e poi dei capperi che abbiamo praticamente sminuzzato e abbiamo mischiato insieme. Qui abbiamo preparato dell'olio con dell'aglio in camicia. Accenderemo quindi il nostro fuoco. Voilà. Quindi facciamo riscaldare il tutto. L'aglio non si deve bruciare, quindi abbassate un po' la fiamma. E quindi la prima cosa che noi faremo sarà mettere una manciata di olive e capperi. Attenzione, se i capperi fossero salati, lavateli perché il sale, questo qua è un sale grosso e quindi può essere che il sugo vi venga poi troppo salato. Adesso diamo una pulitina qui e cominciamo con con le nostre melanzane. Per quanto riguarda il sugo, io amo, non è una pubblicità questa qui, io amo principalmente questa marca, questa è la stessa marca che fa il ketchup e fa un sugo, ragazzi, credetemi che è un qualcosa da provare, veramente è ottima. Quindi oggi non utilizzerò i classici pomodorini che utilizzo sempre. Allora, quindi noi andremo a mettere, quando l'olio sarà caldo e quando quindi si sarà dorato l'aglio, una manciata di questi capperi e olive che facciamo leggermente soffriggere, dopodiché immergiamo praticamente la nostra passata di pomodoro. Voilà, è ovvio ragazzi che quando l'aglio ha fatto praticamente il suo lavoro, voi potete benissimo toglierlo come ho fatto io. Voilà, sto facendo prima questo perché logicamente più si cuoce e meglio è. Adesso andremo a mettere un po' d'acqua. Quindi automaticamente andremo a mettere anche questa qua piccolina. Anche qui faremo il fatto dell'acqua. Allora, per i primi 10 minuti voi praticamente non aggiungete il sale. Dopodiché, dopo 10 minuti di cottura del sughetto,
incominciate praticamente a inserire il resto delle olive e capperi. Quindi olive e capperi, e poi andrete ad aggiungere anche le varie spezie, quindi il prezzemolo, il basilico, del pepe e del sale. Ma del sale dovete fare attenzione, dovete man mano assaggiare, perché nella nostra lasagna noi andremo ad aggiungere il romano e il parmigiano, che sono di per sé già salati, quindi se fate venire un sugo che è troppo salato, dopo sono cazzi. Quindi è meglio assaggiare regolare di sale man mano che il sugo va a cuocersi. Adesso aspettiamo 10 minuti e quindi andremo a incominciare ad aggiungere le nostre spezie, quindi sarebbe il prezzemolo, il basilico, il pepe e giusto un po' di sale per cominciare, poi dopo vediamo. Voilà, allora ragazzi, abbiamo aggiunto quindi prezzemolo, basilico, misto di pepe, peperoncino e sale rosa e del pepe multicolore. Quindi l'abbiamo aggiunto logicamente anche un po' poco di sale. Mischiamo il tutto. Questo è per fare un sughetto che viene buono. Allora, per quanto riguarda le spezie, che sarebbe il basilico e il prezzemolo che stiamo utilizzando in questo caso, io non consiglio mai di tagliarle e tritarle con un coltello, perché perdono tutta il loro sapore. Vi consiglio sempre di spezzettarle. Adesso andremo praticamente ad aggiungere tutto il resto delle olive e dei capperi. Potete aggiungerla anche con il sughetto, niente di male. Quindi diamo una bella botta di girata. Accendiamo l'altro fuoco, mettiamo sopra, mettiamo un coperchio là, quindi lo mettiamo e facciamo cuocere con fiamma non molto alta, all'incirca una quarantina di minuti. Logicamente dovete sempre mescolare. Quindi nel frattempo che noi frigiamo le nostre melanzane, praticamente si è quasi fatto il sugo, ok? Voilà, allora ragazzi, come vedete ho messo, nel frattempo che tagliavo le melanzane, ho messo anche la padella con l'olio, quindi una leggera infarinatura. Come vedete le melanzane all'interno sono come le melanzane tradizionali, questo colore leggermente bianco che tende ad arrivare al giallo appena subito le tagliate, proprio come la melanzana tradizionale. Allora, logicamente ci sta il classico modo, quello di metterle in acqua e sale prima. Potete benissimo farlo o anche pure no, non è una cosa obbligatoria. Intanto l'amaro è molto debole, quindi non si sente, però comunque per chi è che vuole fare questo passaggio benissimo può farlo mettendole una mezz'oretta in acqua e sale, oppure semplicemente del sale sopra, che serve per togliere tutta l'acqua di vegetazione. Io comunque non l'ho fatto perché personalmente non me ne frega niente. Allora, per quanto riguarda la farina, io in questo caso non ho messo il prezzemolo, però perché avevo deciso di farle in forno. Se caso mai voi volesse farle in forno, a questa farina, che potete poi tra parentesi utilizzare anche la maizena, oppure potete utilizzare la fecola di patate o la farina tradizionale, sempre una leggerissima infarinatura. Quindi a queste farine voi potete aggiungere un trito di prezzemolo e basilico, quindi viene poi aromatizzata, e quindi cuocerle poi in forno per 20 minuti a 180 gradi, logicamente sempre tagliarle in modo sottile, altrimenti la cottura diventa
molto più lunga, quindi a 180 gradi per una ventina di minuti, se avesse intenzione di farle al forno. Oppure te le fate fritte, è meglio fare sempre una leggera infarinatura, perché l'infarinatura consente di avere una cottura più rapida e una croccantezza fuori. Quindi la melanzana praticamente non assorbe l'olio, ecco, in questo caso. Voilà. L'olio quindi logicamente risulta adesso già caldo, che possiamo friggere le nostre melanzane che, essendo tagliate sottili, hanno un tempo di cottura molto ridotto, uguale come la melanzana di colore violetto. Voilà, allora ragazzi, stiamo friggendo le nostre melanzane, come vedete un fritto asciutto, perché io uso un olio che è molto asciutto, quindi le faccio asciugare per bene le melanzane prima di metterle nella lasagnetta. Il sughetto sta praticamente continuando la sua cottura e adesso andremo a controllare con il sale e con l'acidità. Se fosse praticamente un po' acido, perché normalmente a volte succede che quando inserite i capperi di olive, può essere che uno di questi capperi di olive sono praticamente acidi per qualche motivo e quindi il sugo diventa acido. Niente paura, basta aggiungere praticamente un mezzo cucchiaino di zucchero. Questo zucchero assorbirà tutta l'acidità del sugo, quindi non, casomai vi arrivasse che il sugo diventa acido per qualche motivo, potete aggiungere mezzo cucchiaino di zucchero, non vi preoccupate, non diventa dolce. Voilà, quindi continuiamo con la nostra cottura delle melanzane. Voilà, allora ragazzi, abbiamo quindi cotto fritto le nostre melanzane, che adesso passeremo su altra carta assorbente e quindi automaticamente faremo asciugare per bene. Poi bisogna pulire qua. Io le faccio vedere queste cose perché ci sono molte persone che criticano sulla sporcizia. Allora, questa qua è una sporcizia che si è formata adesso perché stiamo facendo il sugo. Allora è ovvio che il sugo schizza e quindi ti crea questo fatto, ma non è sporcizia che rimane là. Finito il sughetto e tutte le cose, viene praticamente tutto pulito e sistemato. Ok, questo lo voglio dire perché ecco qua. Per esempio qua ho lasciato questo qui, d'accordo. Tutto questo che voi vedete adesso viene preso e viene pulito tutto con detersivi, spugnette e compagnia varia, quindi ritorna tutto pulito. Non sono come gli altri che vi faccio vedere il piatto, la frittura, perché io non credo che quando voi cucinate il sugo, per esempio, è tutto sempre tutto pulito, così pulito e sistemato. Quando mettete il pangrattato, la farina o qualcosa, vi rimane tutto pulito e sistemato, ma andate a fare. Voilà, me lo dico bello papera papera. Allora ragazzi, aggiungeremo un altro po' di basilico e prezzemolo, così senza girare, in modo che il sugo assorbe praticamente tutto l'olio del basilico e del prezzemolo. Voilà, come vedete la cucina è ritornata praticamente quasi alla normalità. Abbiamo giusto pulito il piano perché dobbiamo lavorare in modo pulito, però quello che voglio dire è che una cucina che non si sporca, come fanno vedere in alcuni video, fanno vedere sempre questa cucina, loro infarinano, fanno il sugo, fanno tutto, è una cucina che non si sporca. Una cucina che non si sporca, quando voi lavorate, significa che è una cucina che non lavora. Perché se lavorasse la cucina si sporca, perché è normale, perché quando io alzo il coperchio ci sta sempre lo schizzo del sugo. Quando io infarino o gratto il formaggio cade sempre un po' di formaggio, vedete? Ma dopo viene tutto pulito. Voilà.
Questo è giusto per chiarire ad alcune persone che si lamentano sempre e che dico io, ma andate a vedere qualche altro video, intanto questi video durano pure un sacco di tempo, quindi non perdete tempo. Io sono contento che voi venite perché mi fate guadagnare soldi con YouTube, perché sono partnership, quindi ogni volta che voi prendete il video io sono contento che ci guadagno quei 5 centesimi, 10 centesimi, e quindi io sono contentissimo che voi venite. Però che venite a fare se non sapete cucinare? Perché chi vede il video significa che non sa cucinare. Allora ragazzi, abbiamo fatto assorbire ancora altro olio, voilà, perché a me piacciono belle asciutte, quindi le melanzane bianche sono praticamente pronte. Nel frattempo che noi abbiamo pulito più o meno tutto il pianto, che adesso verrà fatta un'ulteriore pulizia, il sugo è pronto, che possiamo anche praticamente spegnere. Quindi una volta tolto il sugo da qua sopra, aspettiamo un attimo che si raffredda la cosa, e quindi facciamo una bella pulizia con detergenti, spugnette, quello che serve per fare una normalissima pulizia in casa. Inutile che mi metta a fare lì, a fare il video che vi faccio trovare tutto pulito. Questa è la versione normale di chi cucina. Sughetto fantastico, un odore che voi non potete immaginare. Allora ragazzi, prima cosa da fare, allora un'altra cosa, la lasagna che ho oggi, non ho trovato la lasagna fresca, normalmente la faccio anche io, però comunque io con questa lasagna qua secca mi trovo una meraviglia. Allora abbiamo fatto 3 tipi di formaggio: un pecorino romano, quello con il pepe nuovo, non stagionato, che abbiamo grattato, che ha un sapore veramente bello, forte. Poi abbiamo il pecorino stagionato, quello normale che conoscete tutti, e poi abbiamo il parmigiano reggiano. Quindi adesso prima cosa da fare è passare logicamente sempre del sugo sotto per evitare che la pasta si attacchi. Io vi faccio vedere praticamente un solo strato. Questo strato lo dovete ripetere per la grandezza della lasagna che voi avete intenzione praticamente di fare. Questa lasagna è ottima a mangiarla fredda, cioè temperatura ambiente. Mo che si avvicina all'estate, tutto il casino qua è durato 3/4 d'ora, quindi in un'ora voi avete la lasagna bella pronta. E questa lasagna è ottima per chi va al mare, per chi va a fare una scampagnata, è veramente straordinaria. Mangiarla a temperatura ambiente, infatti sono mezzogiorno e un quarto, per le 12, l'1:20 è già pronta. Noi la mangiamo verso le 2, perché quando si è raffreddata a temperatura ambiente vi garantisco che è una cosa buonissima. E addirittura quando poi si mangia la sera a temperatura ambiente, sempre vi parlo, è qualcosa da premio Oscar. Quella fatta con la melenzana violetta, quella là fatta con la melenzana bianca, prendete anche praticamente la melenzana d'oro come premio. Allora, sughetto, fogli di pasta, in questo caso potete mettere anche i rigatoni. Ultimamente io sto facendo molto con i rigatoni, poi vi farò vedere anche la ricetta. Pasta, sughetto, vedete? Cade la macchiolina. Ti spoccate il tozzone, sporco! Ma andate a fare in culo, va. Non avete niente da fare? Fate vedere i video a chi veramente ne ha bisogno. I ragazzi che magari hanno deciso di andare a vivere da soli, prendersi le loro responsabilità e si vogliono creare una bella lasagna che sia vegetariana, perché alla fine questa è una lasagna vegetariana, non è con la carne. Sughetto, formaggio,
E adesso devo preparare una cosa che mi sono dimenticato di preparare, che rappresenterebbe il basilico e il pepe. Un attimo solo. Voilà. Allora, formaggio, basilico, un po' di pepe e la nostra melenzana, che dovete praticamente ricoprire tutto il piano per bene. Quindi logicamente poi a seconda delle melenzane che voi avete fatto fate ogni piano. Io in questo caso ne farò praticamente semplicemente 2, perché la lasagna non è molto grande, e quindi ho fatto ho tagliato praticamente 2 melenzane, e quindi ne farò 2 piani, questo e un altro. Però se qualcuno deve fare la lasagna per portarla in compagnia con gli amici, quindi potete farla più grande, la stessissima cosa, lo stessissimo procedimento e lo stessimo tempo di cottura, la stessima cosa, non cambia assolutamente niente. Quindi melanzana, sughetto, casomai non ce la fate con il sugo, potete prendere anche una di quelle di queste qui, di queste passate, che potete aggiungerla al sugo, e quindi poi una passata di questa si cuoce subito, quindi nella fase che voi cuocete la lasagna la passatina si è già cotta, non è un problema. Voilà, adesso schiacciate un po'. Voilà, in modo che si aderisce tutto per bene, quindi schiacciando con il cucchiaio. Adesso fate 2 strati